Stanno scavando in un terreno di Carini gli uomini del soccorso alpino in un pozzo profondo 30 metri per rimuovere massi e detriti dal fondo. La richiesta dell'intervento è della Procura di Palermo, che ormai da mesi nel territorio di Carini sta coordinando le ricerche dei corpi di Antonio e Stefano Majorana, padre e figlio, imprenditori scomparsi il 3 agosto del 2007. Il nuovo input all'inchiesta archiviata, che era stata riaperta alla fine dello scorso giugno, verrebbe da alcune indicazioni date agli investigatori. L'ultimo collaboratore che ha detto di conoscere particolari sulla sorte dei Majorana è Vito Galatolo, ex capoclan dell'Acquasanta. Nei mesi scorsi le ruspe erano entrate in azione nei pressi di via Ercole e di via Agnelleria, in contrada Serra Cardillo. Scavi e ricerche senza esito. Sarà solo una coincidenza, ma proprio Villa Grazia di Carini era la zona dove sarebbero stati agganciati i telefonini dei Majorana. Secondo gli accertamenti svolti dall'avvocato Giacomo Frazzitta, legale dell'ex moglie e madre degli scomparsi Rosaria Accardo, le celle telefoniche coincidevano con i tracciati telefonici dei Majorana e già diversi mesi fa quella, secondo il legale, era l'area dove concentrare le ricerche, che però non hanno mai avuto alcun esito. Sono stati svolti diversi scavi invece nel cantiere di Isola delle Femmine, dove i Majorana stavano costruendo un residence da oltre 7 milioni di euro con la società Calliope.